L'obiettivo è il riconoscimento dello status di città balneare. La richiesta arriva da Vieste, in provincia di Foggia, dalla terza edizione del G20S, il summit delle località balneari italiane con maggiore afflusso turistico, di cui fanno parte per il Veneto le veneziane Cavallino Treporti, San Michele al Tagliamento Bibbione, Jesolo, Caorle e Chioggia, più Rosolina in provincia di Rovigo. Noi chiederemo un disegno di legge, chiederemo al governo il riconoscimento di questo status di città balneare, che è l'inizio per tutta una serie di conseguenze positive per le nostre località. Gli incontri del G20S, in collaborazione con Enit, l'Agenzia Nazionale per il Turismo, hanno fatto capire, se ce ne fosse ancora bisogno, che i problemi delle grandi località turistiche e balneari italiane sono pressoché uguali dal Veneto e la Sardegna e che per poter far pesare le proprie richieste nelle sedi governative che contano occorre muoversi tutti assieme. Noi possiamo essere Cavallino Treporti con 6 milioni e rotti di presenze, però da soli cominciamo a contare poco. Dobbiamo metterci assieme a tutti gli altri, fare massa critica e dare molta evidenza alle problematiche che ci contraddistinguono, che guarda caso, oggi l'abbiamo capito per l'ennesima volta, le problematiche sono comuni a tutti. Come ha spiegato Pasqualino Codognotto, sindaco di San Michele al Tagliamento, un comune balneare di 10 o 20.000 abitanti d'estate deve fare i salti mortali per garantire servizi, sicurezza, gestione dei rifiuti e del traffico. Per questo lo status di città balneare è un aspetto chiave tanto quanto le problematiche legate all'erosione costiera e alla promozione di gruppo del turismo balneare. Così come fondamentale per queste località sarà l'utilizzo dei fondi del Recovery Fund per contrastare i cambiamenti climatici. Noi vogliamo che queste città fisarmonica abbiano una possibilità di essere più tempestive nelle risposte ai cittadini, nelle risposte agli imprenditori, ai lavoratori stagionali e non, perché solo attraverso la maggiore flessibilità, la semplificazione e anche il riconoscimento di alcuni parametri che noi abbiamo, così possiamo essere veramente d'aiuto ai nostri lavoratori e alle nostre imprese.